La partecipazione del Django alla progettazione per il recupero dell'ex caserma Piave è da valutare. Secondo il sindaco Giovanni Manildo, non si ferma l'iniziativa di progettazione partecipata che ha visto in questi mesi protagonisti comuni, università, associazioni e gli stessi ragazzi di ZTL, ma l'assalto alla sede di Quinto della Lega, di fronte al quale è stato invocato lo sgombero dell'ex caserma, mette in dubbio il proseguimento della collaborazione con i giovani del centro sociale che verrà valutato nelle prossime ore in giunta. Dichiarazioni diffuse nel pomeriggio per aggiustare il tiro rispetto alla conferenza stampa di mezzogiorno, quando dall'associazione Open Piave, che coordina la progettazione partecipata, non è di fatto arrivata un'aperta condanna alla condotta degli attivisti del Django, sbagliata nella forma, certo, non nella sostanza e comunque non determinante per escluderli dal progetto, che anzi potrebbe servire a moderare gli slanci del collettivo, dicono. Noi ci auspichiamo come Open Piave che dall'incontro di persone così tanto diverse, che però hanno questo fine nobile, comune di recuperare un'area per restituirla alla città, ne nasca anche un abbassamento dei toni generali. Al di là dell'episodio, il principio che deve passare è un altro. Non vogliamo, non accettiamo, e siamo qua per spiegarvelo, che venga identificato Django con l'esperienza di Open Piave, perché quello che fanno loro o quello che facciamo noi come singole associazioni fuori da Open Piave è responsabilità di chi la fa. Attenzione a non buttare all'aria il lavoro fatto finora, ha sottolineato l'assessore Liana Manfio, critica tuttavia anche con la politica di non accoglienza dei migranti da parte del comune di Quinto. Anch'io non sono affatto contenta che il sindaco di Quinto abbia fatto quell'intervento e questo lo dico chiaramente, non è stato un intervento positivo. Però non sono neanche d'accordo che i ragazzi esprimano il loro dissenso in questo modo.